Bentornati a Noi Chiesa, quella di questa sera è una puntata speciale che dedichiamo alle feste mariane di luglio che si sono da poco concluse, le feste in onore della Vergine venerata con il nome di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, Vergine che è patrona della nostra diocesi. Allora andremo a vedere i servizi con immagini e interviste che abbiamo realizzato in questi giorni. Telepace ha seguito le principali celebrazioni, molte delle quali trasmesse in diretta. Iniziamo allora da Chiavari con tutti i servizi, dall'offerta dei fiori dei bambini alla Vergine consegnati nelle mani del Vescovo al pontificale del 2 luglio durante il quale Monsignor Tanasini ha affidato a Maria le linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno e d'altra parte i frutti dei tavoli hanno rappresentato proprio il filo conduttore di questi giorni di festa. Sentirete le interviste alle oblate di Cristo Re, infatti il Vescovo ha citato come esempi di carità vissuta nel quotidiano Don Nando Negri e Padre Enrico Mauri, del quale proprio al termine del pontificale è stato letto il decreto del Papa che ne riconosce le virtù eroiche. Poi il pontificale di Monsignor Gero Marino, Vescovo di Savonanoli, la processione per le vie di Chiavari e infine il servizio sul pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale. Vediamo tutti i servizi e poi ci ritroviamo in studio. Fate conoscere Gesù ai vostri figli anche se sono piccoli. È l'invito che il Vescovo ha formulato stamani in cattedrale aprendo le feste in onore di Nostra Signora dell'Orto. Come sempre i bambini e le loro famiglie hanno portato in dono alla Vergine un fiore. Ma il fiore più bello siete voi bimbi, ha esordito Monsignor Tanasini, circondato da un gran numero di piccoli. I bambini hanno spiegato il perché della loro presenza in chiesa. Per pregare, per tutto quello che ha fatto, perché preghiamo Ave Maria. Maria, che è generosa, ha quindi proseguito il Vescovo, fa a sua volta un regalo a voi, un piccolo Vangelo adatto ai più piccoli. Il Vangelo è un pezzettino della storia di Gesù che viene narrata in questi libri. Certo, molti lo leggeranno tra qualche tempo, tuttavia, ha sottolineato Monsignor Tanasini, è il segno che in casa si può già parlare di Gesù. Non abbiate paura, mamme e papà, di parlare di Gesù ai vostri bambini. Leggere il Vangelo, raccontare di Gesù, farlo conoscere, insomma. Ecco, noi oggi prendiamo qui l'impegno di conoscere meglio Gesù, d'accordo? Parlare di Gesù ai propri figli? Molte famiglie già lo fanno, alcune di loro ce ne hanno parlato all'uscita della cattedrale. Che consiglio dare? Com'è parlare di Gesù in casa? Innanzitutto insegnando le preghiere ai bambini, anche se sono piccolini, magari che ne so, anche il segno della croce, giusto le prime cose. Nel quotidiano, cercando di spiegare come ci si comporta nel rispetto, diciamo, degli altri, molto semplicemente, senza fare discorsi troppo complicati. Stefania, cosa pensi di questo regalo particolare? È molto bello perché questo regalo particolare che insegna cose su Gesù. È bello perché devo anche i bimbi imparare a stare con Dio. E tu come ti chiami? Massimiliano. Tu Massimiliano lo leggerai allora, dice tuo fratello. Ho già letto 2 pagine. Parlare di Gesù in famiglia si diceva, già si sta facendo anche a catechismo, come va? Parliamo della vita, soprattutto di Gesù. A Pasqua parliamo delle diverse questioni, ad esempio a Pasqua la resurrezione di Gesù. Poi a Natale, quando nasce Gesù, per ogni festa dedichiamo molto parlare di Gesù. I frutti del lavoro sinodale svolto in diocesi ora sono da attuare. Il Vescovo affida a Maria le linee guida emerse dal confronto tra i tavoli. Lo aveva promesso nei giorni scorsi, lo ha fatto durante il pontificale. Monsignor Tanasini chiede alla Vergine di svuotare le comunità dal torpore della fede e di alimentare il desiderio di un rapporto più vivo con Dio. C'è proprio bisogno che la nostra vita quotidiana non si svuoti della presenza di Dio, del riferimento a Lui, e non sia invece la terra del compromesso tra il modo di pensare del mondo e la logica del Vangelo. C'è proprio bisogno che i gesti più sacri, mi riferisco prima di tutto ai sacramenti, non diventino gesti esteriori,
anche solenni se volete, per le emozioni di un momento, compiuti solo perché richiesti dalla tradizione, però tutto slegati dal contesto della vita. Maria, prosegue il Vescovo, è donna della quotidianità, di qui l'esortazione a vivere la vita di tutti i giorni come palestra di santità, e cita 2 esempi della nostra chiesa locale, padre Enrico Mauri e don Nando Negri, che vissero la carità nel quotidiano, 2 fari a cui guardare lungo il cammino verso quel rinnovamento spirituale richiamato dall'Assemblea Sinodale e quel desiderio di collaborazione fraterna tra le persone di cui oggi la diocesi ha bisogno. Ma io ritorno alle linee pastorali che stiamo affidando a Maria. Un impegno fondamentale che essi richiedono è quello di rinsaldare la comunione tra le persone e tra le varie realtà della diocesi, superando personalismi, conflitti, pregiudizi e giudizi, gelosie, ma anche campanilismi, rivendicazioni, isolamenti, individualismi. Che emozione per le oblate di Sestri Levante ascoltare il decreto con il quale il Papa riconosce le virtù eroiche del fondatore, padre Enrico Mauri, poco prima citato dal Vescovo come esempio di carità vissuta nel quotidiano. Padre Mauri, di cui quest'anno ricorre il 110° anniversario di ordinazione sacerdotale, ebbe almeno 3 intuizioni: il Vangelo vissuto nelle relazioni, il matrimonio come luogo che esprime la bellezza dell'amore di Gesù e la donna chiamata a vivere la consacrazione a livello virginale, vedovile e coniugale. Una santità della porta accanto, la sua, un carisma a cui tutti oggi possono attingere. L'esempio è grande perché oggi gli sposi, i giovani, le donne, le persone in difficoltà, gli operai possono vivere nel quotidiano il rapporto profondo con Dio attraverso l'incarnazione del Vangelo nelle piccole cose di ogni giorno. Un po' quello che il Papa ha sottolineato anche nella Gaudete et Exsultate, la santità della porta accanto. La santità è possibile essere santi non facendo cose straordinarie, ma vivendo l'ordinario nella bellezza e nella relazione fraterna. La notizia della venerabilità di padre Enrico Mauri risale ormai allo scorso maggio. Il Vescovo si era riservato di attendere l'ufficialità del decreto e ha condiviso il messaggio nella prima grande occasione pubblica. Sono circa 20 anni che abbiamo avviato il processo diocesano per la canonizzazione. Però l'attesa forse è cominciata subito dopo la morte del padre, perché noi che gli siamo stati più vicini abbiamo percepito questa dimensione di santità quotidiana nella sua vita, soprattutto gli ultimi anni della sua esistenza terrena, quando era impossibilitato a viaggiare e avere rapporti diretti con la gente. L'abbiamo visto veramente vivere l'abbandono alla volontà di Dio nella dimensione proprio di chi sta per concludere la vita, insomma. A Sestri Levante c'è l'opera Madonnina del Grappa, voluta da padre Enrico Mauri come luogo di incontro tra le persone e di formazione ad un laicato consapevole. Del resto affondava le radici nella nascita dell'azione cattolica e nel ruolo promotivo, generativo, anche sociale ed ecclesiale della donna, della femminilità. Oggi quello che dobbiamo riscoprire sempre più a fondo è che dà vita ad ogni azione è la profondità della intenzione della comunione con Cristo, della vita di Dio che passa attraverso l'azione nostra, perché in fondo la santità è questo, altrimenti ogni eroismo sarebbe uno sforzo umano. In cattedrale, emozionate, c'erano anche le oblate del Ruanda, la terra africana dove l'opera di padre Mauri è giunta anni fa per portare speranza alle vedove di guerra. Ho letto i suoi scritti, ho visto gli esempi delle oblate anziane che viviamo insieme, anche dove ho viaggiato in Italia. Tutto questo mi hanno fatto crescere la mia chiamata.
Maria che percorre le strade di Chiavari tocca, per citare un verbo utilizzato dal vescovo, le vie, le case, i luoghi della vita quotidiana di ciascuna persona. Una folla ha accompagnato l'arca processionale di Nostra Signora dell'Orto e in tanti hanno atteso il suo passaggio. Su molti balconi luci e drappi per salutare la Vergine. È il senso del camminare di Maria tra la gente, richiamato da Monsignor Tanasini al rientro in cattedrale. Il desiderio, ha spiegato, è che questa presenza doni nuovo slancio alla vita ecclesiale cittadina, quello slancio che nasce da un cuore rinnovato. Abbiamo necessità dunque di ravvivare la nostra fede, di alimentarla. Abbiamo bisogno di vivere la carità che il Signore Gesù ci ha insegnato. Questi sono gli impegni che abbiamo preso in queste feste, affidando a Maria il nostro impegno. La festa mariana dunque non è conclusa, anzi, ha proseguito il vescovo, il rapporto con Maria ha un nuovo inizio. È questo che dà senso e valore a tutti i gesti esteriori compiuti nelle celebrazioni di questi giorni. Sia un tempo il nostro di fiducia e di speranza, sia un tempo in cui davvero i cuori si aprono e vivono l'esperienza della carità, attenti ai nostri anziani, ai nostri giovani, a coloro che sono più in difficoltà, a coloro che hanno bisogno, e tutti lo abbiamo gli uni degli altri. La processione è stata guidata dal vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino, che poco prima, al pontificale, si era soffermato sul camminare di Maria tra le persone e sulla sua presenza nella vita di tutti i giorni. Immaginare una fede legata alla vita quotidiana e non chiusa semplicemente nello spazio della liturgia o nel tempio, ma una fede che cammina e abita la terra di tutti. Tanti volti che ha incontrato oggi a Chiavari. È stato bello ritornare in diocesi soprattutto per pregare, per affidare la mia vita, la vita anche della diocesi di Savona e anche delle persone che amo a Maria, che ci è madre e che ci prende per mano e ci aiuta a camminare dietro al Signore. Ecco, quindi è stato bello per questo. Ecco. Camminare sulle orme di Gesù ne vale la spesa, dice il vescovo rivolgendosi agli ammalati venuti in pellegrinaggio in cattedrale. Oggi, spiega dunque, di fronte alla sofferenza tante volte si fugge, o perché si pensa sia un'ingiustizia o perché non si riesce a sopportarla. Dio invece invita a seguirlo, sottolinea Monsignor Tanasini, a camminare con Lui. Il Signore ci dice: vieni con me, facciamo la strada insieme. Maria ci dice: sono tua madre. Ti sostengo e ti accompagno. Credi che sono al tuo fianco e troverai la mia forza e la mia consolazione. Certo, non è facile sopportare la sofferenza, aggiunge il vescovo, lo è a parole, viverla è un'altra cosa. Non è facile se non ci affidiamo completamente a chi ci può sostenere, sollevare e consolare. Eccoci qui davanti a Maria. Affidarsi a Maria dunque che si fa carico di chi ha bisogno. È la sua priorità di donna, considerare coloro che il mondo giudica un peso. Noi stessi quando non stiamo bene pensiamo di essere meno utili. Mi pare che invece si è proprio testimone del fatto che Dio non usa attenzione solo a chi è forte, capace. E proprio il volto di Maria ci aiuta ad accedere al fatto che invece siamo testimoni, siamo quindi parte attiva nella Chiesa, anche quando la salute non è al top, oppure è proprio molto ferita. Il vescovo saluta quindi gli ammalati presenti e tutti i loro accompagnatori, tra questi i volontari della sofferenza e l'Unitalsi. Non solo la sofferenza che si vede, è quella dentro a volte che viene più pesante. A me quella che si vede la porto bene, per dire, l'ho sempre portata, va bene. Ma invece quella che a volte l'incomprensione, quelle cose lì mi danno un po' addosso. Sono tanti anni che vado a Lourdes, però io non ci vado per il miracolo, vado per ringraziare la Madonnina e tutti quanti che mi aiutano. A settembre c'è la partenza per Lourdes, sì, c'è il pellegrinaggio, tra l'altro quest'anno rimane anche diocesano, c'è dal 2 al 7 di settembre col treno. E ce n'è anche un altro, sempre nei stessi giorni, sempre diocesano, in pullman questa volta attrezzato.
E ora andiamo a Rapallo per Nostra Signora di Montallegro. Anche in questo caso i servizi sono numerosi, a partire dall'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, il momento di domenica mattina nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, poi il pontificale del 2 luglio del Vescovo, sempre in Basilica, la messa del cerimoniere del Papa, Monsignor Guido Marini, al santuario di Montallegro, la presenza del Cardinale Angelo Bagnasco il 3 luglio e la processione serale dove potete sentire anche l'intervista all'arciprete di Rapallo, Don Stefano Curotto. Vediamo tutti i servizi. Tutto quello che esce dalla mente e dal cuore di Dio è per il bene, è per la vita. Così il Vescovo, aprendo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro, attraverso la spiegazione di 2 miracoli, quello della donna malata e la resurrezione della figlia di Gairo, Monsignor Tanasini sottolinea la bellezza della creazione di Dio e la volontà di Gesù di fare sempre del bene, una consapevolezza che toglie spazio a qualunque pessimismo. Oggi, trovandoci in un mondo dove la difficoltà sembra prevalere, dove il male sembra vincere, noi siamo invitati, e non è un'illusione, a vedere il bene, a scoprirlo, a volerlo. Poi Monsignor Tanasini lancia un appello ad essere sempre più responsabili verso i più giovani. Responsabilità di coerenza, di sostegno, di esempio. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di proporre loro dei beni veri per i quali vivere. La prima responsabilità è trasmettere una fede salda ed esemplare. Io ho parlato con i giovani. Sì, sono andato a messa fino a che non ho fatto la cresima, perché i miei genitori mi mandavano a messa, ma loro non ci andavano. Riflettiamo su questo. La messa è stata preceduta dall'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, un momento partecipato dalle autorità e da numerosi fedeli. Tanti, anche in questi giorni di novena, si sono ritagliati un momento di preghiera e di silenzio. Per me è vivere e mi dà la vita, proprio mi dà la forza di andare avanti. Una cosa che viene da dentro, viene dalla Madonna, è un aiuto che ci dà tutti noi. È il volere bene a qualcuno che ci ha fatto tanto a Rapallo, è un ringraziamento, a me ha fatto tantissimo. Seguire Maria nella via di una fede autentica. Il Vescovo esprime il proprio desiderio di una comunità che sappia ascoltare davvero la parola del Vangelo. Dall'altare della Basilica Rappallese cita come promesso una delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Ho insistito sul fatto che il vero rinnovamento della nostra Chiesa, prima che su aspetti organizzativi, si dovrà basare sul ritorno ad una vita di fede viva e vissuta. Io vi chiedo di accogliere gli inviti che vi rivolgeranno i vostri pastori per un rinnovato ascolto del Vangelo. Maria è beata, prosegue Monsignor Tanasini, perché ha creduto. Certo, una fede non facile la sua, nella quale possiamo rispecchiarci. La Vergine, dice il Vescovo, pur sapendo di aspettare il Figlio di Dio, non ha paura, non si chiude in difesa, ma ha fiducia. Di qui la domanda provocazione. Noi abbiamo fede? Perché aver fede non è compiere qualche gesto religioso o sentire qualche emozione interiore. Aver fede vuol dire vivere la vita in tutte le sue espressioni nella luce di Dio, non distaccare dal Vangelo, parola di Dio, dal nostro modo di vivere e di pensare. Il secondo punto di riflessione viene di conseguenza. Se abbiamo fede, domanda Monsignor Tanasini, possiamo dire di conoscere davvero il Vangelo? Parola di gioia e di beatitudine, appunto. Una parola che riempie, che è pienezza, che ci consente di non cercare altro per impostare la nostra vita. Una parola che rovescia il pensare comune. Per credere bisogna ascoltare, ascoltare con desiderio, ascoltare con profondità dell'anima.
per lei quasi anche un ritorno a casa, salire a Montallegro. Dopo la Guardia diciamo che il santuario di Montallegro per i genovesi, per chi vive in Liguria, è uno dei più cari nella fede. Sì, sicuramente, poi per me è l'occasione di ritornare nella mia terra, tanto bella e tanto amata, e di venire in questo santuario che è tanto caro ai liguri e ai genovesi. Per me è un ritorno perché venni qui diversi anni fa quando ero giovane sacerdote, e quindi essere oggi qui proprio nel giorno della festa è una gioia grande e motivo di gratitudine al Signore. Che significato ha salire al monte, affidarsi a Maria? Mi pare che abbia soprattutto il significato di presentare alla Madonna tante richieste personali e anche richieste che vengono affidate dalla gente, dai fedeli. E poi il significato di domandare alla Madonna di essere sempre di più vicini al suo figlio Gesù, perché rimane sempre vero che quando si va a Maria, Maria porta il Signore, e questo è il frutto più importante di ogni pellegrinaggio, quindi anche di questa giornata qui al santuario di Montallegro. Lei vive a stretto contatto con Papa Francesco, che rapporto c'è tra il Pontefice e Maria in questo caso? Beh, il Santo Padre ha una grande devozione alla Madonna, lui ha anche questo stile di toccare l'immagine, ecco, in questo modo lui esprime l'amore profondo alla Madonna e lo esprime in un modo semplice, popolare, che tutti possono capire, e credo che attraverso questa modalità avvicini tanti all'amore per la Madonna. I nonni materni arrivano dal Tigullio, le chiede mai della terra? È anche stato qua un anno fa a Genova, le ha mai parlato di questo suo legame con questa terra? Sì, ci sono diverse occasioni in cui si parla di Genova, della Genova attuale, ma anche di questi suoi avi che vengono dalla terra genovese, e mi pare che lui abbia un legame, una simpatia, un affetto verso la Liguria e Genova proprio per questi suoi trascorsi che lo riportano in questa terra. La visita un anno fa come è stata vissuta? Molto bene, devo dire che il Papa era rimasto molto contento e forse neanche si aspettava, ecco, un'accoglienza, un calore, una partecipazione così affettuosa, calda, che davvero ha caratterizzato quella giornata genovese. Direi che è stato un incontro molto significativo che ha lasciato un'impronta bella nel cuore dei genovesi e altrettanto bella nel cuore del Papa. Maria ha scelto di instaurare un legame con questa terra. Che cosa può voler dire questo segno in un tempo come il nostro in cui si esalta l'assenza di legami? Tanto dobbiamo ricordare che la Liguria è una terra forte, una regione dove le popolazioni hanno vissuto soprattutto un tempo con molta fatica, con molto sacrificio, perché erano schiacciate da una parte alle spalle dai monti e dall'altra dal mare. Quindi hanno dovuto conquistare la poca terra per coltivare quelle poche cose che potevano nascere, e dall'altra parte orizzonti lontani, e quindi il commercio, avventura e via discorrendo. Quindi una vita dura, dove i legami, sappiamo che la vita dura, sono favoriti perché ci si deve aiutare gli uni gli altri. La Madonna appare nella storia tante volte nella nostra terra benedetta dalla Santa Vergine, e qui in modo particolare la Madonna di Montallegro, e ci richiama proprio alla necessità di non perdere questo stile di solidarietà, di benevolenza vicendevole, non perderla tra di noi, ma per non perderla tra di noi ci ricorda che dobbiamo non perderla con Dio, che è il fondamento di ogni legame positivo, perché è l'amore. Maria appare a Montallegro oltre 460 anni fa, la Basilica di Rapallo viene dedicata 900 anni fa. Potremmo dire è un anno di grandi ricordi, ma che cosa significa riandare con la memoria a questa lunga storia? Maria è madre della Chiesa, ce lo ricorda il Concilio e i Papi, e mi
pare quindi particolarmente significativo questo anniversario, questo anno in cui non soltanto si celebra l'apparizione della Vergine a Montallegro, ma si celebra anche in questa basilica di Rapallo i 9 secoli della consacrazione della chiesa, della basilica, da parte di Papa Gelasio II. Quindi Maria risplende, non soltanto abbraccia con la sua maternità questa nostra chiesa, ma anche ci ricorda che la bellezza della Chiesa che lei rappresenta deve essere amata da tutti quanti noi e ognuno di noi deve rendere la Chiesa il volto di Gesù più bello, più splendente. La processione in onore di Nostra Signora di Montallegro raccoglie sempre una grandissima partecipazione popolare, il segno di un legame molto stretto tra la città e Maria che nuovamente si conferma. Questi giorni è un'occasione in cui si vede tantissima gente muoversi grazie a questo evento, alla ricorrenza di questo evento. Ciascuno con la sua sensibilità, la sua storia, veramente, come dire, tantissima gente viene nuovamente interpellata, interrogata da questo evento e questo è veramente un'occasione speciale per la nostra città. Quale tema di riflessione hai voluto proporre alla comunità al rientro della processione? Quello che mi ha fatto riflettere è che questo evento di Maria che appare mi sembra che lasci un compito alla città di Rapallo, cioè Maria dice una predilezione, ma essere prediletti nella storia della Bibbia, nella storia della salvezza vuol dire avere un compito, non vuol dire avere un prestigio, qualcosa di speciale solo per sé. E il compito oggigiorno, secondo me, è quello proprio di annunciare Dio, cioè annunciare un trascendente, un rapporto con il Signore, oggi in questo tempo dove di Dio se ne parla poco, dove si crede poco, ecco. Quindi quello che a me piace ricordare di questo evento oggi è proprio questo, che sento che c'è dietro a questa scelta di Maria un compito che ci viene dato. È un compito che ha allo stile del Vangelo, cioè l'apparizione a Giovanni Chichizzola è in linea nello stile delle apparizioni, di chi affida il messaggio, cioè Dio affida il messaggio a chi conta di meno dal punto di vista sociale, da chi anche ha meno forse risorse per poter essere, tra virgolette, avere un'autorevolezza, una credibilità sua. Quindi ci viene chiesto davvero un gesto di fede, no? Nell'ascoltare l'annuncio di Giovanni che Maria, come dire, ha lasciato un quadretto. È stato chiesto un evento di fede e questo a mio avviso ancora oggi viene rinnovato, credere che Dio parla, Dio si affida all'uomo e in particolare a chi conta di meno. Che cosa significa per un sacerdote nativo di Rapallo partecipare al momento della processione? Ha un significato profondissimo, perché il sacerdozio si gusta in proporzione di una memoria viva delle proprie radici. Non è questo di essere Rapallo, Chiavari o Santa Margherita, sono le radici, c'è un cromosoma, un DNA che ti viene trasmesso. E la passione che hai alle radici ti rende capace di lasciare che il Signore faccia di te quello che Lui ha stabilito. Concludiamo dando uno sguardo agli appuntamenti per i prossimi giorni. Intanto per quanto riguarda le feste di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, l'ultimo momento sarà domenica 8 luglio alle ore 10 con la messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica. A Rapallo invece, al Santuario di Montallegro, sempre domenica 8 luglio alle 10:30 si terrà il tradizionale momento dell'adempimento del voto della comunità rappallese, lo scioglimento del voto così chiamato. Alle 10:30 la messa al Santuario di Montallegro presieduta dal Vescovo. Al termine ci sarà la processione con il Sacro Quadretto e la benedizione della città di Rapallo.
Per quanto riguarda invece gli altri appuntamenti nelle comunità del nostro territorio, andiamo a San Siro di Santa Margherita Ligure. Si conclude domani il triduo di preparazione alle ore 21 con la riflessione di Don Luca Sardella. Sempre domani, sabato, alle 10 del mattino l'offerta dei fiori da parte dei bambini a San Siro e alle 18 la messa. Il giorno di festa sarà domenica 8 luglio, le messe alle 8 e alle 18. La messa solenne invece sarà quella delle 10:30, celebrata da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. In serata alle ore 21 la liturgia del Vespro con la riflessione di Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, seguirà la processione. Le feste si concluderanno martedì 10 luglio alle ore 21 con una messa di ringraziamento. C'è anche la festa in piazza che si conclude in questi giorni con gli stand gastronomici. Ancora domani, sabato 7 luglio, alle 21:45 anche una serata di musica dal vivo. Domenica 8 luglio alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Un altro appuntamento che ci porta a San Salvatore di Cogorno, infatti proprio oggi è caduto il 12° anno dall'addio di Don Nando Negri. C'è stata la presentazione di un libro, mentre domani, sabato, il programma prevede alle ore 17 l'apertura alle visite della Camera di Don Nando, alle 18 la messa presieduta dal Vescovo e alle 18:45 la consegna del Premio Bontà edizione 2018. Infine vediamo anche gli appuntamenti per le feste patronali in onore di Nostra Signora della Visitazione a Varese Ligure. Domani alle ore 17 la benedizione dei bambini e alle 21 i primi vespri. Domenica 8 luglio alle 10:30 la messa solenne celebrata da Monsignor Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, che amministrerà la cresima ad alcuni ragazzi della parrocchia. La sera alle 20:30 la presenza del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che alle 21 presenzierà insieme al vescovo Palletti ai vespri solenni e alla processione votiva lungo le vie del paese. Si conclude Noi Chiesa, ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telepace.